Qui Lombardo Stefano per PTV con mister Inasio, mister della Leon. Mister, partita di oggi complicata, di alta classifica, spumeggiante, 6 gol in totale, l'avete riacciuffata all'ultimo, con un secondo tempo dove l'avete ripresa subito e subito avete ripreso per la terza volta il gol del vantaggio avversario. C'è qualcosa di positivo e qualcosa di negativo della prestazione dei suoi che può evidenziare? Sì, di positivo sicuramente c'è una grande reazione di andare a recuperare la partita tutte le volte che si è andati in svantaggio, quindi questa è una nota molto molto positiva. La nota negativa è sicuramente tanti errori tecnici, perché dalla nostra forza del gioco, come vogliamo giocare, la parte tecnica è fondamentale, no? Essere paziente, sbagliare il meno possibile, quando non si è in contropiede o in ripartenza tenere il più possibile la palla per far sì che la squadra avversaria riporta tutti gli uomini dietro, e allora si può anche lavorare un po' meglio questa palla. Ed è la cosa che sicuramente dobbiamo migliorare, dobbiamo sicuramente mettere qualcosa in più da quel punto di vista tecnico che può fare la differenza. Certo, primo tempo molto bloccato, che poi ci sono stati degli episodi, soprattutto quello del calcio di rigore nell'ultimo minuto, ma voi siete stati bravissimi nel secondo tempo subito a riacciuffare la partita col gol di El Kadiri. C'è qualcosa che ha detto negli spogliatoi ai suoi per far sì che avessero questa reazione? Sì, il primo tempo sui 2 gol loro parte da 2 falli laterali, uno che sbagliamo proprio i tempi di gioco che dovevamo fare, e l'altro invece anche lì frettolosi da un fallo laterale nostro l'abbiamo ributtata fuori, e poi da lì rinasce il 2-1 loro, no? È un peccato, perché sono quelle cose che comunque le prepariamo, cerchiamo di fare, e quindi è questo. Il fatto del primo tempo bloccato sicuramente era una partita di cartello, perché è una partita che anche loro volevano la vittoria, però sono stati 2 errori che ci hanno penalizzato e fatto sì che comunque abbiamo sprecato tantissime energie per recuperare la partita. Oggi era una partita dal sentore molto importante, perché non solo c'era la vostra partita, ma anche il Mapello, che sta vincendo, sta dominando, aveva uno scontro diretto col Codogno. I risultati raccontano che voi siete adesso a pari punti proprio col Codogno, che ha battuto il Mapello, ma voi siete comunque sempre in corsa per il vostro obiettivo, che non è solo quello dei playoff, ma cercare di raggiungere la prima posizione, nonostante i 10 e passa punti di svantaggio. Le prestazioni di oggi sicuramente aiutano. Ad esempio Pelle ha fatto una grandissima partita nonostante la doppietta, ma anche offensivamente, soprattutto nel secondo tempo, tanti duelli, tante cose vinte. Sono questi i punti di forza di una squadra che punta a cercare di vincere il campionato? Sì, noi abbiamo una rosa molto grande, tutti bravissimi giocatori. Bisogna sempre cercare di metterli tutti in condizione di giocare. Dopo si gioca in 11, si fanno delle scelte tante volte importanti, ma la risposta di Federico, come la risposta di tanti altri, sono sempre molto positive. La cosa più importante è riuscire a tenere un gruppo unito, e lo stanno facendo, e quindi è una cosa positiva per noi. Poi quando si gioca per vincere probabilmente è sempre una rosa giusta, e questa è una rosa di altissimo livello. Perfetto, grazie mille. Niente. Buonasera mister, qui Lombardo Stefano per WPTV, mister Brembilla, mister del Ponte San Pietro. Mister, partita che avete giocato molto bene, 3 punti che però avete visto sfumare proprio negli ultimissimi secondi di partita. Che cosa ha visto di positivo e che cosa ha visto di negativo dei suoi ragazzi e cosa prendere da questa prestazione? Ma sicuramente nel primo tempo abbiamo fatto una prestazione di livello molto alto. In campo eravamo molto attivati, molto attenti, e il doppio vantaggio è sicuramente meritato, più 2-1. È chiaro che lei mi dice cosa c'è di positivo, di negativo. Positivo la grande prestazione della squadra, poi è chiaro che su 3 gol, 2 gol praticamente ce ne siamo fatti da soli, e lì è un po' di attenzione che contro una squadra forte come la Leon non puoi concedere. Però sul resto credo che i ragazzi hanno risposto bene, hanno dimostrato di essere un'ottima squadra. Beh, i ragazzi hanno risposto bene, anche quelli che sono entrati a partita in corso, soprattutto per i 2 cambi forzati, soprattutto quello del primo tempo con Ghisalberti. Però Rota è entrato bene, lui ha guadagnato il rigore e trasformato da Pinto, che si sta dimostrando forse sempre di più il giocatore squadra e uomo spogliatoio. E pareggio che probabilmente vi aiuta giusto a rimanere a contatto con le prime zone di classifica, ma non cambia il vostro obiettivo, che è quello dei playoff. Sì, il nostro obiettivo ormai è dichiarato, è quello dei playoff, mancano ancora tante partite. Diciamo che oggi
il massimo era vincere, ma l'importante non era perdere. Cioè, restiamo a 3 punti alla Leon, dopo gli altri risultati non li so, però mancano ancora tante partite, mancano 14 punti, credo che alla fine con il lavoro, con l'applicazione e con tutto quello che stanno facendo i ragazzi, credo che potremmo raggiungere questo obiettivo. Perfetto, grazie mille. A lei.